Il Tribunale amministrativo di Agrigento ha emesso un decreto con cui ha sospeso il fermo amministrativo di nave Mediterranea dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, fermo amministrativo che era stato comminato dalla prefettura della città siciliana il 12 novembre scorso, un provvedimento particolarmente pesante che parlava di 60 giorni di detenzione amministrativa della nave e una sanzione comminata pecuniaria di 10.000 euro di multa per comandante e armatore. È evidente che c'è una precisa strategia da parte del Ministero degli Interni che utilizza in maniera del tutto arbitraria i poteri sanzionatori che sono previsti dal decreto legge Piantedosi e quindi commette dei veri e propri abusi. La decisione del Tribunale di Agrigento dimostrerebbe, secondo gli attivisti, l'illegittimità dell'applicazione del decreto Piantedosi e lo fa procedendo inaudita altera parte, cioè con una misura d'urgenza senza ritenere neppure necessaria una prima convocazione dell'Avvocatura dello Stato. Per un preciso disegno, quello di ostacolare in ogni modo, in ogni forma, l'attività umanitaria di soccorso civile in mare, con l'obiettivo di arrivare prima o poi alla confisca definitiva della nave. Le persone che in mare stanno affrontando una traversata a rischio della propria vita devono essere soccorse e sbarcate nel porto più vicino.